Inizio al via voto regionali e immagini maratona. Telespettatrici e telespettatori di Antenna 3, buona giornata, ben ritrovati con la prima edizione dei nostri telegiornali fino alle 13:30 con la cronaca e gli aggiornamenti dai seggi. Poi dalle 13:30 partirà la nostra edizione straordinaria dedicata alle elezioni regionali. Ma cominciamo subito con il primo dato che abbiamo, che è quello relativo all'affluenza ai seggi. Tra poco si dovrà avere il dato delle 12, al momento l'ultimo disponibile è quello delle 23. In Veneto affluenza al 33,88% con un calo del più del 12% rispetto al 2020, quando si era registrato un 46,13% dei votanti tra gli aventi diritto. Padova è la provincia nella quale si è votato di più, con oltre il 37%, ma era il 49,55 anni fa. Segue poi Vicenza con il 34,4 contro il 47% del 2020, Verona con il 33,74 contro il 46,9, poi Treviso con il 33,35 contro il 44,13 di 5 anni fa. Poi Venezia 33,25 rispetto al 46,7%, Rovigo con il 30,6% contro il 44,66% del 2020, fanalino di coda la provincia di Belluno con il 25,96% dei votanti tra gli aventi diritto contro il 34,9% che si era registrato 5 anni fa. Di questo dato di Belluno parleremo anche più avanti nel corso della nostra diretta, proprio per capire anche quella che è l'incidenza nelle percentuali dei votanti, degli iscritti all'AIRE, quindi degli italiani aventi diritto al voto residenti all'estero. In particolare c'è tutta la questione del voto degli oriundi. Urne aperte dunque sino alle 15 e sì, naturalmente tutti coloro che non l'hanno fatto possono recarsi a votare fino alle 3, quando le urne verranno chiuse ed inizierà subito lo spoglio. Vediamo. Ultime ore per scegliere il nome del futuro presidente del Veneto. Si vota oggi fino alle ore 15 in tutte le sedi della regione. L'affluenza a ieri sera in Veneto era del 33,88% contro il 46% del 2020, ben 13 punti in meno. Per la prima volta gli elenchi dei votanti non sono divisi in uomini e donne, ma le modalità di voto restano le stesse, ovvero bisogna recarsi al seggio con documento di identità e tessera elettorale. Nel caso la si sia smarrita, basta rivolgersi all'ufficio elettorale del proprio comune di residenza. Gli aventi diritto al voto sono 4.300.000 divisi nelle 7 circoscrizioni provinciali. 5 i candidati presidente in corsa supportati da 16 liste, dalle quali saranno eletti 50 consiglieri. Per votare il presidente è sufficiente tracciare un segno sul nome, sul simbolo oppure su entrambi, estendendo così il voto all'intera coalizione. Si può inoltre esprimere la propria preferenza per liste e candidati consiglieri, tracciando un segno sul simbolo oppure specificando il cognome del consigliere che si vuole designare. È ammesso il voto disgiunto, vale a dire il voto a un presidente e la preferenza a un consigliere di un diverso schieramento. Le preferenze per i candidati consiglieri possono essere 2, ma bisogna rispettare l'alternanza di genere. Nell'ultima tornata regionale, era il 2020, si recarono a votare il 61,15% degli aventi diritto.
E Antenna 3, come detto, seguirà l'andamento del voto e l'esito delle elezioni regionali sia oggi che domani con 2 lunghe maratone. Inizieremo oggi alle 13:30 al termine della prima edizione di Antenna 3 con collegamenti dai seggi e dalle sedi delle forze politiche in campo. I numeri dell'affluenza alle urne, le curiosità, le aspettative, poi dalle 15 con la chiusura dei seggi via alle prime proiezioni dei dati con naturalmente le relative interviste. Edizione straordinaria dei TG di Antenna 3 che poi proseguirà fino ai telegiornali della sera. Poi Ring, la trasmissione di attualità politica di Antenna 3 condotta dal vice direttore di Media Nord-Est Ferdinando Avarino. Questa sera partirà in anticipo subito dopo il telegiornale di Treviso alle 20:10, dando il via ad una lunga serata di reazioni e riflessioni sulle scelte degli elettori veneti e quella che sarà anche la futura composizione del nuovo Consiglio regionale. Domani poi, martedì, nuova edizione straordinaria a partire dalle 9 del mattino, quando ormai sarà definitivo il responso delle urne con le relative preferenze espresse dagli elettori. Collegamenti ed interviste dal territorio fino alle 12, quando partirà regolarmente, naturalmente, la prima edizione del nostro telegiornale che fino alle 13:30 alternerà politica e cronaca. E poi domani sera nuovo appuntamento con Ring che partirà all'orario consueto alle 21, spazio a temi e protagonisti del Veneto che verrà. Quindi chiudiamo intanto questa prima pagina dedicata al voto, ancora in corso, si vota, lo ricordiamo, fino alle 15 di oggi e passiamo alla cronaca, raccontandovi quelli che sono gli attimi di terrore che si sono vissuti in stazione a Padova, quando un tunisino di 22 anni, dopo aver colpito con un pugno un papà, è scappato con la bimba nel passeggino. La polizia è riuscita a rintracciarlo e arrestarlo. Ci sentiamo tutte le informazioni, i dettagli su questa vicenda davvero inquietante da Marta Zatta. È un incubo che nessun genitore vorrebbe mai vivere, un incubo capitato a un giovane padre e alla sua piccola di appena 1 anno che gli è stata rubata da sotto gli occhi in una manciata di secondi. Essenziale, fondamentale però la denuncia alle forze dell'ordine che hanno permesso di rintracciare e riportare la piccola al padre. Ma ricostruiamo tutti i dettagli e vediamo il servizio. Attimi di terrore che nessun genitore vorrebbe mai vivere. È quanto subito da un papà di 21 anni di origine rumena che si è visto portare via la sua bimba di 1 anno da sotto gli occhi. Autore del terribile gesto un 22enne di origine tunisina che ha avvicinato il giovane padre mentre era con la figlia nel passeggino in stazione a Padova. Senza alcuna giustificazione gli ha sferrato un pugno al volto e ha cercato di allontanarsi spingendo via il passeggino con la bambina, ancora assicurata dalle cinture di sicurezza. Il padre, sotto shock ma determinato a riprendersi la sua piccola, ha seguito l'aggressore e ha mantenuto il contatto con la sala operativa della polizia, descrivendone i movimenti. Le volanti sono intervenute rapidamente e hanno fermato il 22enne accanto al passeggino, con la bambina terrorizzata in lacrime. Durante il fermo, l'uomo ha opposto una violenta resistenza, calciando e colpendo un agente, ferito con prognosi di 5 giorni. Accompagnato in questura, il tunisino, regolare sul territorio e residente in provincia di Padova, è stato arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e denunciato per tentato sequestro della minore e percossa al padre. La bambina è stata subito riaffidata al genitore, fortunatamente illesa. Il giudice ha convalidato l'arresto e disposto l'obbligo di dimora nel comune di residenza. Vista la gravità dei fatti, il questore Marco Odorisio ha avviato la revoca del permesso di soggiorno e il foglio di via obbligatorio da Padova. Ed ancora cronaca da Padova, fogli di via e un arresto per 9 pregiudicati campani. Il blitz della polizia in Prato della Valle è scattato grazie al dispositivo Alloggiati Web.
Una segnalazione del sistema Alloggiati Web, il portale della polizia per la trasmissione telematica dei dati degli ospiti da parte delle strutture ricettive, ha permesso di bloccare un 58enne ricercato ed identificare un gruppo di 9 uomini pregiudicati in un hotel vicino al Prato della Valle, a Padova. Le volanti sono intervenute intorno all'1:20, verificando che il 58enne aveva prenotato una camera insieme ad altri 8 uomini arrivati da Napoli a bordo di un minivan. Constatata l'assenza di parte della comitiva, gli agenti hanno avviato un appostamento per identificarli tutti. Dopo circa un'ora il gruppo è rientrato in hotel e sono scattate le verifiche. 2 membri, un 36enne e un 33enne, sono risultati pluripregiudicati per rapina, violenza sessuale, resistenza, truffa, furto, spaccio e altre fattispecie. Nessuno ha saputo spiegare il motivo della presenza a Padova. Il 58enne, una volta rintracciato, è stato accompagnato in questura. Doveva scontare una condanna a 1 anno e 8 mesi per ricettazione e commercio di prodotti contraffatti emessa dal Tribunale di Milano. A suo carico anche numerosi precedenti per furto, truffa, resistenza, spaccio, atti persecutori e frode informatica. Conclusi gli accertamenti, è stato trasferito al carcere 2 Palazzi. Gli altri 8 componenti del gruppo, tutti con precedenti a vario titolo, sono stati segnalati alla divisione anticrimine. Il questore, Marco Dorisio, ha avviato le procedure per l'emissione dei fogli di via obbligatori dal Comune di Padova. Domani la giornata mondiale contro la violenza sulle donne. Sono molte in questi giorni le iniziative che si stanno organizzando in tutta la regione. Andiamo a Belluno, al Teatro Comunale Dino Buzzati, dove i carabinieri hanno organizzato un incontro con gli studenti di 2 istituti superiori. Fabio Fioravanzi. Violenza di genere è un problema purtroppo da affrontare, dico purtroppo perché sarebbe bello se questo problema non ci fosse. Per affrontarlo quanto conta la repressione, quanto conta la prevenzione, quanto conta l'educazione. Contano tutti questi fattori. La linea d'azione dell'Arma si articola appunto su 4 punti. Noi le chiamiamo le 4P della Convenzione di Istanbul e sono appunto quella della prevenzione dei reati, del perseguire gli autori dei reati, del proteggere delle vittime e del partecipare alle politiche sociali sul tema. Quello di oggi ne è un esempio. Nella sua esperienza da uomo dell'Arma, questo fenomeno come l'ha visto crescere, modificarsi, cambiare, aumentare, vivendo appunto da uomo delle forze dell'ordine? Allora, il nostro punto di riferimento, che però è un dato freddo e va analizzato caso per caso, contesto per contesto, è la statistica. Se guardiamo la statistica degli ultimi anni abbiamo un calo tendenziale. Mi spiego, nel 2022 ci sono stati 130 femminicidi, 110 nel 2024 e in questa prima fase del 2025 contiamo 73 episodi. Il calo è tendenziale, ma in ogni caso nessun episodio è accettabile, anche un solo episodio non ci farà desistere dalla prevenzione e dal contrasto. Lei è vissuto in altre realtà territoriali, possiamo dire che forse qui a Belluno stiamo un po' meglio che altrove? Ma io lo direi con molta cautela, la violenza di genere è un fenomeno trasversale, sì, ha a che fare con la cultura, con le tradizioni locali, ma gli episodi concreti che noi registriamo ci dimostrano che è un episodio trasversale, che riguarda tutte le fasce sociali e tutte le località d'Italia. Grazie mille per le sue risposte. Ricordiamo allora insieme contro la violenza di genere. La cronaca ora ci porta a Treviso, spaventoso incendio divampato all'11° piano del grattacielo di Via Pisa nella notte tra sabato e domenica. 5 le persone che sono rimaste intossicate, più di 100 gli inquilini che sono stati costretti a lasciare il proprio appartamento. Fortunatamente non si sono registrati feriti, ma tanta paura per un incendio che comunque ha reso inagibile un intero piano del grattacielo di Treviso. Sentiamo.
Siamo stati avvertiti questa notte intorno all'una dai carabinieri relativamente appunto all'incendio appartamento che si stava sviluppando nel condominio in via Pisa. Immediatamente chiaramente abbiamo attivato le squadre disponibili, il maggior numero di squadre disponibili, perché immaginavamo e temevamo che l'incendio potesse chiaramente propagarsi anche agli altri appartamenti. Siamo intervenuti con una decina di squadre per un totale di circa 25 operatori e hanno operato dalla sede centrale qui di Treviso in via Santa Barbara, dal distaccamento di Montebelluna, e abbiamo anche utilizzato le risorse del distaccamento aeroportuale. A luna di notte sono stati per primi i carabinieri ad allertare i vigili del fuoco e protezione civile dell'incendio che si stava propagando dall'11° piano del grattacielo di via Pisa. Una devastazione che poteva avere conseguenze più gravi dato l'orario notturno e che invece è stato risolto solo con 5 intossicati, di cui 3 proprio tra i carabinieri, che per primi insieme alla polizia sono intervenuti sul pianerottolo. All'arrivo sul posto il personale che è immediatamente intervenuto ha segnalato che le fiamme fuoriuscivano già dalle finestre, quindi abbiamo già capito che l'intervento sarebbe stato un intervento complesso, entrare nell'appartamento sarebbe stato complesso e che ci saremmo dovuti aspettare delle temperature molto elevate, così come è stato. Pertanto abbiamo dovuto agire con prontezza, con calma, con tecnica chiaramente, ma allo stesso tempo abbiamo dovuto un attimino tenere alte le antenne, in quanto le temperature nel locale erano veramente molto elevate. Al termine delle operazioni poi fatti i dovuti sopralluoghi abbiamo riscontrato uno stato di distruzione estremamente elevato, quindi come diciamo da un punto di vista tecnico l'incendio ormai aveva raggiunto la sua generalizzazione completa all'interno dell'appartamento. Mentre i vigili del fuoco intervenivano, intanto i residenti venivano evacuati in strada, oltre 150 persone che venivano assistite anche dalla protezione civile con coperte e bevande calde. Sul posto presenti anche le volanti della questura, pattuglie della Guardia di Finanza, il sindaco di Treviso Mario Conte, il comandante della polizia locale di Treviso Patrick Antonello e personale del SUEM 118, che ha poi portato al cafoncello 5 persone per intossicazione, poi dimesse. L'intervento dei vigili del fuoco si è concluso solo intorno alle 6:30 del mattino, quando poi anche i residenti sono potuti rientrare a casa, tranne quelli degli appartamenti al piano di sopra e di sotto, perché colpiti strutturalmente dalle fiamme e dall'acqua dei vigili del fuoco. Restano da chiarire le cause dell'innesco, al momento difficili da stabilire. Noi non abbiamo trovato persone all'interno dell'appartamento, fortunatamente, e abbiamo trovato la porta aperta, pertanto tra virgolette il fumo stava già uscendo in maniera copiosa e fortunatamente gli altri appartamenti di piano avevano già iniziato le operazioni di evacuazione. È complicato adesso rinvenire le cause, appunto perché l'appartamento era andato completamente distrutto e pare che vi fossero dei residenti non autorizzati o comunque delle persone che non abbiamo poi riscontrato presenti sul posto, però non riusciamo ad oggi in questo momento a dire quale potrebbe essere la causa dell'innesco e quindi poi dell'incendio. Poche ore prima, verso le 22:30, i vigili del fuoco erano anche intervenuti all'aeroporto di Treviso, dove un cortocircuito ad un negozio aveva provocato un principio di incendio e molto fumo. A lanciare l'allarme nella chat condominiale è stata una residente che abita nei primi piani del grattacielo. Poi ci hanno pensato prima alcuni ragazzi che hanno suonato i campanelli, poi i carabinieri e dopo ancora i pompieri a suonare e a battere sulle porte per far uscire nel cuore della notte i residenti che stavano dormendo. Sentiamo le voci. Questa notte verso l'1:15 ci è arrivato un messaggio da parte di una signora del primo piano e ci ha detto di evacuare. Poi i vigili del fuoco hanno bussato alle porte, siamo scesi, c'era un fumo pazzesco, non riuscivamo a scendere. Mio marito si è sentito poco bene, però fortunatamente l'intervento dei vigili del fuoco è stato immediato e siamo stati fuori fino alle 4:30, credo, non so bene. Respiriamo un po' a fatica, ma fortunatamente no, siamo bene. A dare l'allarme per prima è stata la signora del primo piano nella chat del condominio, dopo aver sentito scattare l'allarme antincendio. Poi il passaparola è stato immediato, anche con l'aiuto di alcuni ragazzi che hanno suonato tutti i campanelli dei condomini per svegliarli. Ci sono stati, penso, dei ragazzi che suonavano i campanelli, perché era l'orario in cui i ragazzi giovani rientrano, quindi avranno visto. Sentivo che qualcuno usava i campanelli e hanno fatto benissimo,
hanno fatto benissimo perché qua siamo tanti e purtroppo era un'ora in cui la maggior parte della gente era in pieno sonno ed era l'unica, insomma abbiamo fatto i piani, ho battuto su per le porte, poi mentre io scendevo venivano su i vigili e quindi basta, dopo mi hanno detto signora vada, giustamente, ma ribadisco come ho detto prima, niente da ridire sulle forze dell'ordine, tutti meravigliosi, da sottolineare questa cosa perché ultimamente non se ne parla ogni tanto bene. Tanto spavento, ma per fortuna nessuna conseguenza grave. L'incendio di via Pisa però ha lasciato il segno, specie perché nessuno conosceva gli inquilini o i proprietari dell'appartamento andato a fuoco. Non solo io, anche bambini hanno avuto paura. Anche bambini, tu pensi ci stava un neonato, ma in questo caso non lo so chi sono, chi abita, non lo so neanche. Il problema, racconta Federico Luisetto, un proprietario, è quello che spesso in via Pisa vengono a vivere persone che non risiedono stabilmente, ma sono di passaggio, quindi a volte rinunciano anche agli allacci delle utenze con quel che ne consegue anche sul vivere civile. Sono pronto a scommettere che magari ha preso fuoco perché se non è questo è un altro, non hanno l'acqua, se la portano su con le taniche, non hanno il gas, accendono i fuocherelli, non hanno i mobili e dormono sui materassi per terra e sappiamo che è più facile. Una cosa però va sottolineata, ovvero la tenuta del palazzo dopo il rifacimento degli impianti con la nuova amministrazione. Tutti i lavori che sono stati fatti negli anni, curati dall'amministratore, hanno portato a un livello di sicurezza, io direi, ottimo. Adesso non è scoppiato niente, però l'incendio, da quello che vedo, mi è sembrato importante e sono partiti gli allarmi, sono arrivati subito i vigili del fuoco, quindi nessuno si è fatto veramente male, qualcuno ha respirato qualcosa, ma credo che sia impossibile che non vada così e insomma quindi un plauso a tutta l'organizzazione. Ed un altro incendio si è verificato nel pomeriggio di ieri ad Asiago, ad andare a fuoco un condominio, tanti danni e tanta paura. Sentiamo il servizio. Incendio spettacolare ma fortunatamente senza feriti nel primo pomeriggio di domenica ad Asiago. È successo poco dopo le 14. A lanciare l'allarme alcuni passanti che hanno notato una densa colonna di fumo uscire dal tetto di un condominio in via Matteotti. Sul posto sono sopraggiunti nell'immediato i vigili del fuoco di Asiago, Bassano del Grappa, Vicenza e Thiene. È stato necessario un intervento massiccio con 4 autobotti, 2 autopompe e un'autoscala. Le squadre hanno lavorato per ore, riuscendo a limitare l'estensione dell'incendio alla metà del tetto, anche grazie all'utilizzo di una motosega per tagliare le parti infiammate e prevenire la propagazione. I residenti sono stati evacuati, per fortuna nessuno è rimasto coinvolto. L'incendio è stato circoscritto e spento dopo 2 ore, ma il tetto risulta gravemente danneggiato e alcuni appartamenti sono stati dichiarati inagibili. Le cause del rogo sono ancora in fase di accertamento, al vaglio dei tecnici competenti. Sul posto anche i carabinieri di Thiene e la polizia locale per i controlli e la gestione della viabilità. E nelle ultime ore dobbiamo purtroppo registrare anche l'ennesima vittima sul lavoro nella nostra regione, un incidente mortale si è verificato nel pomeriggio di ieri, poco dopo le 16:30 in provincia di Rovigo a Sant'Apollinare in via Martiri di Belfiore. L'incidente si è verificato all'interno di un'azienda che lavora materiale plastico. Un operaio di 47 anni, per cause ancora in corso di accertamento, è rimasto schiacciato dal muletto mentre operava. Sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco di Rovigo con l'ausilio dell'autogru, oltre ai sanitari naturalmente del 118. Purtroppo, nonostante la tempestività dell'intervento, i soccorritori non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del 47enne. Sul posto anche gli ispettori dello Spisal e di Carabinieri per accertare le cause dell'incidente. E saranno celebrati mercoledì alle 14:30 nella chiesa arcipretale di Mel i funerali della piccola Ludovica, la bimba di 2 anni morta per un batterio dopo le dimissioni dall'ospedale di Feltre, episodio per il quale è indagato il pediatra gettonista di 76 anni che l'ha visitata. Dopo la messa la piccola riposerà per sempre nel cimitero di Marcador. Mamma Martina e papà Renzo hanno scelto Ovunque sarai, la canzone di Irama,
programma a Sanremo 2022 per cominciare a salutarla. È partita ed è già ed ha già raccolto delle adesioni, la raccolta fondi Sorridendo per Ludovita, lanciata dalla famiglia Nessenzia per costruire un parco giochi a Borgo Valbelluna. Da qui a Natale saranno anche comunicate altre iniziative per ricordare la bimba. Andiamo ora a Mestre, una delle zone più calde della città. In via Piave chiude un altro ristorante. Questa volta non è la sicurezza a far abbassare le serrande, ma le tasse troppo alte, oltre 10.000 euro che il proprietario del Gran Canal non riesce a sostenere. La via più difficile di Mestre perde dunque così anche l'ennesimo presidio del territorio. Sentiamo Anna Maria Parisi. Via Piave a Mestre perde un altro presidio per la sicurezza, diciamo così, chiude il Gran Central. Costi di gestione troppo alti tra tari e affitti e naturalmente costi del personale, oltre 15.000 euro al mese. Motivazione questa per la quale ci ha detto il proprietario si è stati costretti alla chiusura di questo locale che appunto insomma dicevano anche i residenti fosse una luce di speranza accesa contro la criminalità che, come noto, in questa zona della città è particolarmente attiva. Residenti e commercianti dunque parlano di un altro segnale preoccupante per la zona. Ogni chiusura, ci hanno detto, è un passo indietro, così chi vive quotidianamente per questa via. E la sensazione diffusa è che senza un sostegno concreto alle attività sarà davvero difficile invertire la tendenza. Quindi vediamo con le immagini, i tavolini con le sedie che sono stati poggiati un po' ovunque e non più laddove servivano caffè e colazioni e naturalmente i menù per pranzo e cena. Quindi il quartiere perde non soltanto un'attività economica ma anche un punto di riferimento ritenuto da molti un presidio per la sicurezza, una luce in meno lungo una strada che negli ultimi anni sta cercando faticosamente di risollevarsi e certamente con una luce in meno viene meno anche la speranza per una maggiore sicurezza in città lungo questa via Piave, quartiere e zona molto difficile di Mestre. Ed ora andiamo nel Vicentino con una notizia che negli ultimi giorni ha fatto il giro d'Italia, quella del professore più giovane del paese, professore di ruolo, è Domenico Merlino, che a soli 19 anni ha ottenuto la cattedra a Schio alla Scuola Superiore Pasini. Sentiamo Luisa Bertini. Il mio percorso parte da una scuola quadriennale, la famosa sperimentazione delle 100 scuole che è avvenuta dal 2018-2019. Io mi sono iscritto appunto in una scuola quadriennale, ho conseguito il diploma con 100 centesimi il 4 di luglio, perciò ancora effettivamente minorenne, per 3 giorni sono nato il 7, ancora minorenne, a 17 anni. Successivamente poi verso dicembre mi sono iscritto, sono entrato su questa barca dell'insegnamento, mi sono iscritto al concorso, ho superato le 3 prove con buoni voti e successivamente sono stato chiamato a prendere servizio. Sono venuto qui a Schio e mi sto trovando molto bene, sia dal punto di vista delle classi, sia dal punto di vista dei colleghi, dello staff di dirigenza. Mi sto trovando davvero, il personale è meraviglioso, non mi hanno per niente fatto pesare il fatto di essere un ragazzo di 19 anni che entra in servizio così presto, ecco. Anzi mi hanno aiutato e mi stanno tuttora aiutando per
perché era un clima tranquillo. Cosa ti ha portato dalla Sicilia al Veneto? Perché proprio qui e perché proprio Schio? Allora, dalla Sicilia al Veneto per un fatto di concorso. Io ho fatto il concorso nella regione Veneto, perciò indipendentemente da come sarebbe andata sarei stato comunque vincolato a prendere servizio in una scuola del Veneto e lo sapevo. Perché Schio? Io non conoscendo nulla del Veneto, non conoscendo scuole, non conoscendo città, non conoscendo nulla e non avendo agganci, non conoscendo nessun amico, nessun niente, ho deciso di scegliere la scuola che mi ha fatto fare l'esame per entrare in servizio qui a Schio, perché mi è sembrata una cittadina tranquilla, mi è sembrato un posto molto, molto tranquillo ed effettivamente lo sto riscontrando, è un paesino tranquillo e io ne sono contento, mi piace il posto, mi piacciono le persone. Che effetto fa insegnare a coetanei? Allora non nascondo che all'inizio faceva un po' un effetto strano, ma in realtà io la vedo in questo modo qui. Il docente non deve fermarsi alla classica lezione frontale, il docente non deve prevaricare, pur rimanendo comunque un'autorità con delle responsabilità sugli studenti, ma il docente deve accompagnare lo studente ad un percorso di formazione che alla fine dei 5 anni deve permettergli di avere le capacità di continuare autonomamente. E questo come la vedo io. I ragazzi lo capiscono, lo rispettano e appunto mi vedono come una figura che è lì per loro e non contro di loro. Ecco, essendo così giovane riesci magari anche ad intercettare qualcosa in più dei ragazzi. Qual è l'insegnamento e qual è la modalità, visto che si parla da giovani a giovani? Allora, io effettivamente ho lasciato la scuola qualche anno fa, perciò ho ancora ricordo molto bene cosa io desideravo da studente, cosa desideravo che venisse fatto dall'altro lato, perciò tutti questi miei ricordi, tutti questi miei desideri rivengono poi applicati dall'altro lato adesso che sono un insegnante. Ci ha raggiunto intanto in studio il vice direttore di Media Nord-Est Ferdinando Avarino. Buongiorno. Buongiorno a te, buongiorno a tutti. Ecco, in attesa naturalmente della lunga maratona a partire dalle 13:30 con l'edizione straordinaria dei nostri notiziari dedicata naturalmente alle elezioni e ai risultati non appena si apriranno le urne alle 15. L'unico dato, Ferdinando, che finora abbiamo, che abbiamo detto in apertura, è quello dell'affluenza alle urne e il Veneto insomma purtroppo testimonia questo crollo. Che ha recuperato mi pare la Campania, noi eravamo la regione in cui si stava votando di più fino al dato delle 23, poi ha riguadagnato qualcosa in affluenza anche la Campania, di certo il dato mi pare sia 33,8% ieri sera l'affluenza alle 23, dobbiamo attendere il dato che arriverà alle 15, Padova è la provincia in cui si è votato di più, questo è un dato significativo, dopo magari ne parleremo, però purtroppo si sta palesando uno degli scenari che temevamo in questa campagna elettorale, cioè il fatto che rischiamo di essere attorno al 50%, mettiamola così, no? Poi vedremo, ne parleremo dopo. No? Vedremo, se fosse addirittura sotto il 50%, come pure qualcuno ha detto, insomma sarebbe un segnale sicuramente cui non siamo abituati, ecco, diciamo non siamo abituati. Sicuramente nel 2020 c'era stato un exploit anche rispetto a quelli che erano i dati nazionali nella nostra regione. Un risultato però possiamo dire anche che forse in qualche maniera era stato, tra virgolette, diciamo, falsato dalla situazione che si stava vivendo nel 2020 con il Covid, stava iniziando la seconda ondata, c'era poi un election day anche nel 2020, si votava per il referendum, c'erano le amministrative anche di diversi comuni, c'era anche però forse, e secondo me non è neanche da sottovalutare questo aspetto,
il timore di andare a votare, perché non dimentichiamocelo che era già l'inizio di una nuova curva, l'inizio di una nuova ondata, e soprattutto molti anziani, dopo quello che si era vissuto in primavera, avevano paura, quindi più di qualcuno aveva anche rinunciato ad andare a votare. Adesso stavo verificando, la Campania è a 32,1%, la Puglia al 29,4%, ieri sera alle 23, e noi invece al 33,9%, quindi restiamo la regione in cui si è votato di più fino ad adesso, ma appunto si è assottigliata la differenza anche con la Campania, che ha guadagnato qualcosa in più rispetto a prima. Devo dirti sì che forse la percezione di una campagna elettorale poco sentita, poco urlata, con pochi scontri, giusto o sbagliato che sia così, iniziata tardi. Ecco, questi sono tutti temi di cui sicuramente abbiamo parlato molto e che analizzeremo insieme questo pomeriggio. Non ti nascondo che ancora questa mattina con alcuni anche spettatori che magari sentiamo al telefono direttamente o che ci scrivono, abbiamo ribadito ancora una volta il come si vota, perché non era chiaro neanche a molti, quindi è un po' preoccupante, perché ci occupiamo di questo tutti i giorni, quindi magari c'è molta distrazione, ecco, per dirti una cosa di questo tipo, ma insomma speriamo che molti partecipino ancora per queste ore che mancano fino alle 15, e poi commenteremo i dati insieme. E poi vedremo. Tra l'altro c'è un dato significativo sul quale poi ci sarà da riflettere anche, che è quello di Belluno. Fanalino di coda, abbiamo visto, con il 25,9% contro il 34% del 2020, Belluno, sul quale pesa molto la questione voto degli oriundi. Ne parleremo più avanti nel corso del telegiornale dell'edizione straordinaria che inizia alle 13:30 con il direttore di ANCI Veneto, Carlo Rappicavoli, che su questo ha condotto delle analisi molto, molto precise e ha lanciato anche l'allarme sulle difficoltà e sulle situazioni paradossali che si stanno verificando in alcuni comuni del Bellunese, dove magari di fatto va a votare il 60%, addirittura il 70% degli effettivamente residenti, con poi una percentuale magari del 30% sul totale degli aventi diritto, proprio per gli oriundi che devono votare in presenza, peraltro. È una follia ancora ai tempi di oggi, e guarda, anche questo abbiamo affrontato durante questo mese di fatto, neanche di campagna elettorale, al tavolo di Ring, discutendo e confrontandoci con gli ospiti. È una follia, probabilmente lo pensano in molti, che ancora non ci sia un sistema digitale di voto. Questo ti può aiutare magari a coinvolgere anche i giovani, ti può aiutare a votare a distanza, ti può aiutare a votare con tutte le sicurezze del caso. Abbiamo paura degli hacker, abbiamo paura delle influenze straniere, abbiamo paura... Non lo so, si trovi una soluzione. È una follia che questa cosa ancora non sia possibile. Vado a memoria, non credo di sbagliarmi, ma il referendum famoso per l'autonomia, non voglio mettere un tema che poi è stato un poco di campagna elettorale, sono le ultime ore, mettiamola così, in Lombardia si votò anche col tablet, al tempo era presidente Maroni, e quindi allora fu il primo esperimento di voto anche, chiamiamolo telematico, perché nel nostro paese, nella nostra regione almeno, non si può cominciare ad avere un tipo di voto di questo tipo. Oggi poi, visto che di questo stiamo parlando, lo faremo per tutto il pomeriggio fino a notte, avremo una decina di collegamenti, dati in diretta, gli exit poll, i nostri inviati, collegamenti dalle sedi dei partiti e non solo, insomma inseguiremo alcuni tra le donne e gli uomini al voto più significativi anche in termini di preferenze storicamente, poi vedremo cosa succede oggi, se cambia un mondo. Di certo lo cambierà per molti aspetti, lo farà per molti aspetti, negli equilibri all'interno, in qualsiasi modo sarà un Veneto diverso. Esattamente, guarda, questo senz'altro. Certo. E poi abbiamo molte sfide nelle sfide, oltre al chi vince ovviamente, e lo vedremo dalle 15 in poi. C'è una sfida all'interno del centrodestra, chi guiderà la coalizione, all'interno delle stesse preferenze, come va un partito rispetto a un altro, come va un candidato rispetto a un altro, come vanno dopo, perché già dalle affluenze e dalle province che abbiamo appena detto qualcosina si potrebbe anche intuire. Sì, anche dai comuni in cui si sta votando più di altri nella stessa provincia. È molto interessante. Non facciamo nomi, ma insomma, chi ha orecchie per intendere. Noi non ci fermiamo mai.
perché ovviamente adesso sono le 12:38 in questo momento, tu andrai avanti ancora per un'oretta e più con questa diretta, un paio d'ore, dopo ancora a maggior ragione dalle 15 a chiusura di urne, insomma, delle urne andremo avanti fino a questa notte con tutti i dati in diretta. Come sempre una mobilitazione totale di Antena 3, grazie anche al lavoro dei coordinatori, a cominciare da Nicola Zanetti, con Lina Paronetto, Francesca Bozza, dietro le quinte magari che non vedrete ma che è essenziale in questa macchina per oggi. Per la sede di Treviso però ricordiamo che poi ci sono tutte le sedi mobilitate oggi naturalmente per le interviste nelle varie sedi elettorali, quartieri generali dei partiti eccetera, proprio per darvi in diretta tutti gli aggiornamenti e i commenti di questa tornata elettorale che comunque andrà, l'abbiamo detto, sicuramente aprirà una nuova era per la nostra regione dal punto di vista politico, insomma, no? Quello senz'altro, chiunque vinca sarà un equilibrio differente all'interno di quella maggioranza, con delle sorprese anche oggi, lo scopriremo, le abbiamo raccontate con delle serie thriller, parlo di dato storico, allora anche con per esempio Erika Baldin dentro o fuori, no? Quindi allora il Movimento 5 Stelle, quello di 5 anni fa, nel risultato di 5 anni fa, vedremo appunto che cosa accade oggi su tanti riferimenti, insomma, che faremo più tardi con dettagli. Va bene? Grazie, buon lavoro. Grazie, ci vediamo dopo. Ferdinando Avarino, vice direttore di Media Nord-Est. Noi ora diamo la linea alla regia per qualche istante di pubblicità. Restate con noi, ci rivediamo tra pochissimo. Eccoci nuovamente in diretta, prima edizione dei nostri telegiornali. Torniamo ora a parlare di violenza contro le donne. Abbiamo visto prima con il collegamento da Belluno l'iniziativa che è stata organizzata questa mattina al teatro dai Carabinieri di Belluno, che hanno appunto organizzato un incontro con i ragazzi delle scuole superiori, ma in vista della giornata mondiale che si celebra domani sono molte le iniziative in campo. Ce n'è una in particolare organizzata dal Cantiere delle Donne che coinvolge sempre i ragazzi delle scuole. Ed abbiamo in collegamento, la ringrazio per essere con noi, Micaela Faggiani, presidente del Cantiere delle Donne. Buongiorno Micaela, grazie. Buongiorno a lei, buongiorno a tutti naturalmente. Ecco, allora si tratta di un'iniziativa davvero molto particolare che mira a coinvolgere i ragazzi delle scuole attraverso la realizzazione di un cortometraggio che si intitola Il rumore delle immagini. Già questo ci fa capire di cosa stiamo parlando. Vuoi illustrarci un po' come è nata questa idea e come si concretizzerà poi? Sì, allora innanzitutto vogliamo fare rumore perché non dobbiamo stare in silenzio, lo diciamo da tanto tempo, lo ha detto Gino Cecchettin, lo sta dicendo da allora. Il rumore delle immagini arriva come fil rouge dopo 2 iniziative intitolate Il rumore delle parole, ossia un instant book che abbiamo realizzato subito dopo l'episodio della morte purtroppo di Giulia Cecchettin. Abbiamo chiesto alle donne di scrivere le loro forme di violenze quotidiane, ne è nato un instant book che abbiamo appunto venduto fino ad oggi, è ancora in vendita. Il ricavato è andato a una casa rifugio del gruppo Polis a Padova e abbiamo raccontato quelle che sono le forme di violenza quotidiana. Da questo libro poi ne abbiamo costruito un podcast intitolato sempre Il rumore delle parole, scegliendo 7 storie, una di queste quella di Giulia Cecchettin, dando delle soluzioni, dando degli strumenti alle donne, facendo vedere che dalla violenza si può uscire. Questo terzo step è un corto, questa volta lo vogliamo fare con i ragazzi, facendo scrivere la sceneggiatura, girare le immagini e montare le immagini ai ragazzi delle scuole superiori, in particolare 3-4 scuole di Padova saranno coinvolti in questo progetto con dei professionisti e quindi in questo caso con una regista che aiuterà i ragazzi a costruire proprio il cortometraggio da gennaio 2026 fino a giugno 2026 per presentare poi il cortometraggio nello spazio della Regione Veneto all'interno della Mostra del Cinema di Venezia. Ovviamente poi questo corto verrà diffuso nelle scuole in tutte le occasioni. L'idea è proprio quella di
chiedere ai ragazzi che cos'è per loro la violenza e capire anche se sanno come si può andare oltre la violenza, tramite il linguaggio delle immagini del cinema, che sappiamo è molto impattante, e perché vogliamo fare uno step successivo. Abbiamo sentito le donne, abbiamo parlato a tutti con un podcast, adesso vogliamo utilizzare questo altro linguaggio. Per fare tutto questo, e aggiungo e poi ti lascio la parola, abbiamo attivato una raccolta fondi proprio perché dobbiamo finanziare tutto questo attraverso la piattaforma nazionale Ginger. Si chiama appunto all'interno di Idea Ginger il rumore delle immagini. È possibile donare da 10 euro a 1000 euro. Avrete tutti, chiunque potrà donarci qualcosa, sia le aziende che i privati, perché c'è una detrazione per entrambi, tra l'altro avranno una forma di ricompensa come servizio, come prodotti. La maggior parte sono stati proprio regalati dai nostri soci e socie rispetto a quelle che sono le loro attività professionali. Quindi se uno dona avrà anche una piccolo grande ricompensa a seconda della donazione. Ecco, allora voi come cantiere delle donne, ne accennavi prima, avete organizzato e state organizzando molte iniziative che si sono concretizzate attraverso tanti progetti. Che riscontro state avendo da parte delle donne ma anche da parte degli uomini e dei ragazzi? Allora guarda, ti anticipo e mi permetto di darti del tu Marta, che per esempio questa sera alle 18 saremo in municipio a Padova, Sala Anziani, abbiamo il sold out ormai da 2 settimane. Abbiamo organizzato un evento dedicato al linguaggio della violenza con la linguista Vera Gheno. Quello che sta succedendo è che forse con l'associazione, che è nata ancora ai tempi della pandemia, poi si è trasformata, ha voluto lavorare nella nostra comunità, abbiamo fatto squadra con gli uomini e con le donne per fare qualcosa, per fare rumore. Questo ha significato per molte donne coraggio, per molti uomini la voglia di fare qualcosa assieme alle donne per modificare la società. Noi diciamo che con tante piccole cose è possibile modificare e rendere più paritaria la nostra società. Diciamo che grazie forse a molti di noi che sono professioniste di vari ambiti, io sono una giornalista, ma insomma altre colleghe sono notaie, consulenti finanziari, avvocate, abbiamo potuto smuovere le cose dal basso con le nostre professionalità, con la nostra rete, ecco, e stiamo modificando qualcosa. Abbiamo lavorato in sinergia con le istituzioni, con altre associazioni, e da qui pian piano abbiamo dato coraggio, abbiamo fatto vedere che qualcosa può cambiare. Per farti un esempio, se ancora un minuto, abbiamo aiutato una nostra associata che ha fatto, tra virgolette, causa allo Stato, dicendo che proprio nelle liste elettorali, quando una persona va a votare, almeno fino all'ultima elezione, le donne venivano chiamate con il cognome proprio, con il cognome del marito, da diciamo leggi storiche. Questa donna sta facendo causa allo Stato. Noi abbiamo convocato tutti i partiti politici seduti attorno a un tavolo per chiedere che cosa si poteva fare per dare questo diritto alle donne di non avere anche il cognome del marito a fianco al proprio, perché insomma siamo comunque indipendenti anche da questo punto di vista. Insomma, il risultato in proprio queste elezioni, e dovete andare a provare a chiedere, non ci sarà più il cognome del marito accanto a quello della donna, perché è stato fatto qualcosa grazie anche appunto a questo movimento dal basso. E non solo, perché le elezioni regionali del 2025 sono anche le prime nelle quali non c'è più la divisione delle file tra donne e uomini, ma si va tutti insieme in un'unica fila appunto a votare senza divisioni di genere. Anche questo è un segnale di qualcosa che si sta muovendo. Assolutamente, diciamo sono piccole grandi cose che comunque diciamo garantiscono dei diritti alle donne e agli uomini, perché non solo un diritto delle donne ma anche un diritto degli uomini, ricordiamoci. Noi crediamo molto in questo, per questo stiamo coinvolgendo uomini e ragazzi, e in questo 2026, in questo fine 2025 ci dedicheremo molto ai ragazzi, perché abbiamo visto, e sicuramente avete fatto e farete tante cose, il fatto che la violenza parte anche fino dai giovanissimi, e quindi vogliamo capire con loro che hanno un'altra visuale della vita, che cosa pensano e soprattutto come insieme possiamo migliorare le cose, perché spesso i ragazzi che abbiamo incontrato anche in altre occasioni ci dicono: ma guardate che dovete parlare alla vostra generazione, perché la vostra generazione che ha tanti stereotipi, noi sappiamo perché ci avete raccontato. In realtà sanno, ma a volte non mettono in pratica nemmeno loro quella che è l'effettiva parità di genere,
e anzi anche loro sono intrisi di violenza, magari diversa dalla nostra, magari attraverso i social, magari attraverso la geolocalizzazione del cellulare, però sono forme di violenza importanti che veramente sono trasversali, sia come età, sia come genere, sia come anche livello culturale o ed economico, veramente riguarda tutti. Per quello noi crediamo molto nella rete, nel voler fare qualcosa assieme, e quindi aspettiamo tutti, anche a partire da questa campagna di crowdfunding che è veramente un esperimento, ma sta andando molto bene e molte persone ci stanno ringraziando e stanno partecipando, quindi ringrazio anche gli ascoltatori che ci ascolteranno e che andranno nel nostro sito, che è cantieredelledonne.it, dove potete trovare tutte le informazioni per eventualmente donare. Ecco, tra l'altro giovani e giovanissimi coinvolti in numerosi di questi progetti, tra cui questo appunto proprio del cortometraggio, che molto spesso anche inconsapevolmente, come dire, mettono in atto dei comportamenti che potrebbero suonare già come campanelli d'allarme. Purtroppo i fatti di cronaca che raccontiamo quotidianamente nei nostri telegiornali ci dimostrano come magari anche attraverso i social, come accennavi tu, molto spesso ci sono anche episodi, per esempio, di revenge porn o di altri tipi di reati che vengono messi in atto da giovanissimi, anche minorenni, magari il primo fidanzatino della vita. Sì, e guarda, in un incontro con le scuole che abbiamo avuto, una dirigente ci ha raccontato una cosa che secondo me è allucinante. Stavano appunto sospendendo una ragazza perché questa ragazza aveva sempre il cellulare acceso durante le lezioni di scuola, e andando poi a scavare, a parlare con questa ragazza, prima ovviamente di sospenderla, le hanno chiesto il perché avesse questo cellulare sempre acceso in classe durante le lezioni, e lei ha spiegato alla dirigente che fondamentalmente il fidanzato la obbligava a tenere accesa la videocamera 24 ore su 24 per controllarla. Pensate, una ragazza di 16 anni, questo è veramente il preludio della violenza, così come la violenza economica. Magari le giovanissime forse hanno la paghetta, ecco, magari fanno dei lavoretti, però è importantissimo questo, cioè avere una propria indipendenza economica, perché da lì passa tutto, perché se una persona poi vuole uscire, ricordiamolo, da una situazione di violenza e non ha i soldi per sopravvivere, per portare via i ragazzini che magari sono vittime secondarie, vedono la cosa, assistono alla cosa, ne abbiamo purtroppo tanti casi, non è possibile. Quindi anche questo è un campanello d'allarme su cui noi abbiamo insistito tanto, abbiamo fatto tanti progetti, continuiamo a farli proprio sull'indipendenza economica. È veramente importantissimo nel 2025-2026 avere dei propri soldi ed essere indipendenti anche nel gestirli. Ma perché la violenza nei confronti delle donne, l'abbiamo detto tante volte, non è ovviamente solo quella fisica, ma ci sono tante altre forme di violenza che poi vanno ad incidere anche su quello che è l'esito finale di una conflittualità di coppia, e una di queste è proprio la violenza economica, ed è anche una di quelle sulle quali ad esempio Telefono Rosa di Treviso sta lavorando proprio per cercare di dare alle donne, per un certo periodo di tempo, naturalmente fino a quando non saranno in grado di camminare con le proprie gambe, un aiuto, un sostegno economico prima, ma poi soprattutto un aiuto magari a trovare un'occupazione, a trovare un lavoro che possa loro assicurare quella indipendenza economica che consente quindi anche di allontanarsi da determinate situazioni, di avere un'autonomia che magari prima non avevano e che le portava ad accettare anche delle situazioni di violenza proprio sotto questo punto di vista. Assolutamente, noi ne abbiamo incontrate molte. Una donna ci ha raccontato in uno dei nostri incontri, venendo ovviamente alla fine a parlarci, che lei è moglie di un imprenditore, non ha un proprio conto corrente, e ci diceva: io vi ho ascoltato ma non so come fare a giustificare il fatto di poter aprire un conto corrente. Pensate, era una donna, voglio dire, studiata, aveva una quarantina d'anni, aveva dei figli, una famiglia, non aveva la possibilità, o meglio, non sapeva come fare ad aprire un conto corrente. Questo nel 2025. Veramente noi pensiamo a volte di fare dei passi da gigante, però poi vediamo i femminicidi e tutto quello che ci sta dietro, il sommerso, noi non lo conosciamo. Eppure quando andiamo appunto a parlare di queste cose, io le vedo
le facce, i volti delle donne che rivivono determinate cose. Anche ieri mi ha scritto una donna che ho conosciuto a un altro evento dicendo: io ho subito violenza, mi piacerebbe parlartene. Quindi in realtà più parliamo, più diamo la possibilità ad altre donne di parlare a loro volta, di tirar fuori il loro vissuto, perché è vero, ne parliamo molto di codice rosso, ci sono tantissimi strumenti adesso, la legge ne ha fatti, ne sta continuando a fare tanti, anche il discorso del consenso adesso, no? È bipartisan, però ci vuole il coraggio e soprattutto se una persona è in uno stato di prostrazione anche psicologica, fisica ed economica fa fatica ad avere questo coraggio, e quindi noi, voi, tutti assieme possiamo dare questo coraggio alle persone, possiamo invitarle ad andare a sentire un centro di violenza, a magari farsi aiutare dal vicino di casa per avere delle informazioni dalla questura per come fare a invitare a fare un ammonimento, ecco, oppure venire a parlare alla nostra associazione, a nostra volta noi le mandiamo da qualcun altro che magari può intervenire, ecco. Diciamo che noi facciamo da filtro, raccogliamo, indirizziamo e creiamo le opportunità e le occasioni, e lo facciamo con il cuore e come donne e come uomini, perché abbiamo tanti uomini illuminati, gentili e capaci di lavorare assieme. Io penso che sia un dovere morale della nostra società oggi sconfiggere la violenza sulle donne a partire dalle cose basilari, compreso il linguaggio di cui parleremo questa sera, perché gli stereotipi passano attraverso il linguaggio. La donna deve stare a casa perché deve curare i bambini. Sì, certo, ma lo possiamo fare tutti assieme. Certo, chiaro. Michaela, grazie mille allora per questo tuo intervento. Ricordiamo quindi il progetto del cortometraggio che state realizzando in collaborazione appunto con i ragazzi delle scuole, questa raccolta fondi sulla piattaforma Ginger proprio per chi volesse collaborare. Grazie a Michaela Fagiani, presidente del Cantiere delle Donne, grazie ancora. Proprio parlando di violenza di genere, chiedo alla regia se possiamo mandare in onda il contributo che ha realizzato la nostra collega Elena Dal Forno questa mattina a Treviso, a Santa Caterina, dove è in corso un convegno che durerà appunto per tutta la giornata proprio per parlare di questo tema. Sentiamo l'intervista quindi al tenente colonnello Stefano Mazzanti, che è appunto il responsabile del reparto operativo dei Carabinieri di Treviso, che ha parlato proprio su questo tema. Sentiamo. Il convegno di oggi sicuramente ha un argomento molto importante, perché per la prima volta abbiamo trattato un tema sicuramente all'ordine del giorno, la violenza di genere, però integrandolo con la disabilità, quindi dall'accoglienza alla testimonianza, alla denuncia, e questo è un primo passo per cominciare a fare qualcosa di concreto anche nei confronti di queste donne che subiscono un doppio svantaggio, sia quello di essere donne, quindi di subire una violenza di genere, ma anche quelli di trovare un gap per quanto riguarda la loro disabilità. Quindi oggi a Treviso devo dire che è cominciato qualcosa di positivo, è un primo passo che però non deve fermarsi ma deve continuare. Forse è la prima volta in Italia che se ne parla in questi termini. Ma sicuramente non c'è ancora, diciamo, della dottrina che possa fare da filo conduttore, no, su questo argomento. Oggi sicuramente Treviso ha dimostrato una particolare attenzione verso questo aspetto e anche la volontà di poterlo colmare. Devo dire che a Treviso, come dato in generale, i dati che riguardano la violenza di genere sono abbastanza in diminuzione, quindi non abbiamo un aspetto, ma anche perché come dire, facciamo molta prevenzione in tutti gli aspetti, in tutte le istituzioni, e devo dire anche che c'è una particolare attenzione, quindi ultimamente le denunce sono molto più attente e le persone hanno compreso che ormai questo comportamento, questo modo di vivere non è più accettabile, quindi va fatto emergere, e questo sicuramente aumenta l'efficacia dell'attività di Grontasto. Queste dunque le parole del comandante del reparto operativo dei Carabinieri di Treviso. Noi ora ci fermiamo per qualche istante di pubblicità. A tra poco, restate con noi.
Eccoci nuovamente in diretta, prima edizione dei nostri telegiornali sino alle 13:30, quando inizierà la nostra straordinaria dedicata alle elezioni in vista dell'apertura delle urne alle 15 e poi con la lunga maratona fino a notte inoltrata per i risultati e tutti i commenti. Continuiamo parlando di un altro tema di grande attualità, del quale peraltro si è anche molto parlato in campagna elettorale, perché è stata una delle esigenze che sono emerse con particolare forza da parte dei giovani in maniera particolare. Ne parliamo con Luca Pezzullo, presidente dell'Ordine degli Psicologi e delle Psicologhe del Veneto, e Alessandra Simonelli, consigliera dell'Ordine degli Psicologi del Veneto. Un progetto, quello che voi avete messo in atto, dedicato proprio ai giovani, agli under 30 che nella nostra regione sembrano essere sempre più fragili, sembrano chiedere sempre più aiuto di un certo tipo. Per questo verranno aperti degli sportelli di consulenza psicologica gratuita. Dottor Pezzullo, in che cosa si concretizza esattamente questo progetto e perché ne avete sentito la necessità? Aspetti, non sentiamo l'audio del dottor Pezzullo, forse deve attivare... Mi sentite? Ecco, ora sì. Eccoci. Il tema è effettivamente fondamentale. Questo progetto deriva da un finanziamento che la Regione Veneto ha inteso riservare al territorio, cioè ha inserito in legge di bilancio regionale quest'anno 100.000 euro per l'attivazione di attività di supporto psicologico ai giovani, e la gestione e l'organizzazione del progetto è stata demandata all'Ordine delle Psicologhe e degli Psicologi del Veneto, per cui abbiamo avviato una progettazione che mira a fornire la possibilità, tramite degli enti del terzo settore, di poter vedere centinaia di giovani, adolescenti e giovani adulti in aree sia urbane che extraurbane, nelle aree montane e costiere, per andare a fornire un sostegno, un supporto rispetto a quelle che possono essere le normali fatiche o difficoltà della propria quotidianità, o anche davanti a situazioni magari un po' più complesse che possono beneficiare di un primo ciclo di colloqui gratuiti e poi eventualmente di un aggancio ai servizi del territorio. È chiaramente un intervento che va ad aggiungersi, a integrarsi rispetto a quella che è la rete dei servizi territoriali del Servizio Sanitario Regionale, che mette a disposizione di giovani e famiglie tutta una serie di servizi importanti proprio per poter andare a gestire il proprio eventuale disagio o le proprie eventuali difficoltà. Ecco, dottoressa Simonelli, ne abbiamo molto parlato nel corso dei telegiornali anche di quest'ultimo periodo, ovviamente trascinati un po' da quelli che sono i fatti di cronaca. Come mai secondo voi c'è da parte dei giovani questo disagio sempre più profondo, sempre più diffuso, e questa richiesta anche di aiuto sempre più diffusa? Ma diciamo, partirei dall'ultimo aspetto che lei ha citato, queste maggiori richieste, e questo diciamo è un bene, nel senso che ben venga che ci siano delle richieste e ben venga dal nostro punto di vista che ci sia la consapevolezza che qualcosa non sta funzionando a livello personale, a livello familiare, a livello della scuola, degli amici, nel senso che nel momento in cui un giovane o una famiglia arriva a chiedere aiuto, almeno siamo di fronte ad una sorta di consapevolezza che consente alle persone di arrivare ai servizi, di arrivare al territorio e in qualche modo di essere ascoltato e di avere le risposte di cui necessita. Dopodiché ci sono tanti fattori, non mi limiterei a dirne qualcuno perché è un po' banalizzante, no? Viviamo in un mondo complesso, viviamo in un mondo in cui le guerre, per esempio, le situazioni di difficoltà anche a livello sociale, a livello di paesi, a livello di popolazioni sono elevate. Viviamo anche in un mondo molto prestazionale in cui ai nostri giovani stiamo chiedendo di essere perfetti, di essere rapidi, di arrivare alla meta, e in cui stiamo anche dando loro il messaggio che qualunque
inciampo, qualunque rallentamento, qualunque imperfezione fa fatica ad essere ricompresa in una visione complessiva e totale dell'individuo e del suo sviluppo. Quindi forse non c'è un fattore, c'è una molteplicità di fattori. Il dato, dal mio punto di vista, che rileviamo come ordine, ma anche come comunità della psicologia accademica e professionale, riguarda il fatto che finalmente siamo fuori dalla stigmatizzazione, per cui avere bisogno di un supporto psicologico, di un supporto psicosociale, anche perché no, di un supporto eventualmente farmacologico da parte della neuropsichiatria o della psichiatria, non sono più o non solo soltanto vissuti come aspetti di vergogna, di discriminazione, ma sono professionisti, si tratta di professionisti e di servizi ai quali ci si può rivolgere aspettando una risposta e una risposta adeguata. Ecco, devo dire, dottor Pezzullo, che questo sottolineato dalla dottoressa Simonelli è sicuramente un aspetto anche molto importante, perché a differenza magari delle generazioni un po' più avanti, i giovani hanno superato quello stigma, no? Che magari nelle generazioni più anziane c'è di doversi rivolgere allo psicologo, allo psichiatra anche per un certo tipo di disagio o per un certo tipo di patologia, che invece per appunto quelli più anziani è considerato appunto come uno stigma, come una vergogna, no? Mentre i ragazzi l'hanno già ampiamente superato questo, e certo non si vergognano di chiedere aiuto, e questo è positivo, sì. Senz'altro, no? Assolutamente sì, questo è un aspetto molto positivo, molto importante delle giovani generazioni. Spesso ci si concentra o si enfatizza la presunta fragilità emotiva delle giovani generazioni. Io in realtà vedo in questo una grande attenzione, lo vediamo come comunità professionale, una grande attenzione e la richiesta, il diritto-dovere del prendersi cura di sé, del proprio benessere psicologico da parte dei giovani. È un elemento essenziale. C'è stata una destigmatizzazione e una rivendicazione del diritto, del supporto psicologico, del benessere psicologico, diciamo nei tempi Covid, post-Covid, è stato forse in parte collegato a quello, in parte collegato al maggiore riconoscimento a un'evoluzione generazionale, ma finalmente si può parlare di richiesta di supporto e pretesa corretta di un benessere psicologico come diritto personale che finalmente porta a un cambiamento di atteggiamenti diffusi. In questo credo che le generazioni più giovani abbiano fatto veramente un'evoluzione importante e come comunità professionale lo stiamo osservando. La richiesta di supporto, la richiesta di potersi confrontare sulle fisiologiche fatiche emotive e identitarie nella nostra, verso, diciamo così, la richiesta di prestazioni professionali nella nostra categoria è salita significativamente negli ultimi anni, e questo è positivo in termini proprio di affermazione di un diritto alla salute e al benessere psicologico che forse 20, 30, 40 anni fa non era così esplicito, non era così privo appunto di questi elementi di stigmatizzazione o di vergogna infondata che lo accompagnavano. Per quanto riguarda nel concreto, dottoressa Simonelli, questo progetto, come si concretizzerà, diciamo, l'apertura e la presenza sul territorio di questi sportelli psicologici gratuiti che verranno aperti? Beh, allora intanto l'Ordine degli Psicologi e delle Psicologhe ha avviato una call per la selezione, e questo è un aspetto importante, nel senso che non saranno finanziamenti a pioggia, ma c'è una selezione per 3 progetti che verranno finanziati, perché insomma i 100.000 euro vanno ripartiti e vanno anche assegnati ai progetti che una commissione nominata riterrà i più adeguati, o comunque quelli che hanno una maggiore, come dire, rapporto tra la proposta progettuale e la fattibilità. Abbiamo posto attenzione al fatto che questi progetti siano equamente ripartiti nelle diverse aree territoriali della nostra regione, per esempio le aree urbane piuttosto che le aree costiere o le aree montane, diciamo, quindi anche un aspetto per cui questi progetti non insisteranno tutti sullo stesso microterritorio all'interno del territorio regionale. E anche saranno monitorati e seguiti in tutte le loro parti da un'ulteriore commissione, quindi non dalla commissione di valutazione, ma da un comitato di monitoraggio che verificherà di volta in volta i lavori che verranno svolti. Si tratta quindi di progetti che valuteremo. Io non sarò nella commissione, sono la referente, però ci sarà una commissione che valuterà,
anche rispetto a delle idee progettuali che abbiano degli aspetti di innovazione, di fattibilità, di buon rapporto tra il finanziamento e i servizi proposti e soprattutto con un'attenzione a raggiungere con buoni servizi e con buone proposte un numero di ragazzi e di ragazze piuttosto ampie sulla popolazione, perché l'altro aspetto di questo progetto vuole essere, come dire, un aspetto abbastanza diffuso, cioè non dedicato a pochi, ma piuttosto diffuso. Chiaramente non sono progetti che si rivolgono alla patologia conclamata dei ragazzi e delle ragazze, ci sono già i servizi territoriali, sono progetti che dovrebbero fare proposte di potenziamento del benessere, di risoluzione di situazioni che possono essere critiche, che possono essere a rischio, ma non di situazioni di disagio eccessivo o conclamato. Quindi in questo io penso che sarà molto importante e interessante vedere quale sarà la selezione. Intanto saremo anche contenti come ordine se ci sarà un grosso numero di progetti presentati, perché vorrà dire che le nostre agenzie anche sul territorio di privato sociale lavorano tanto, lavorano bene e quindi hanno diverse idee progettuali all'interno delle quali noi potremo scegliere, quindi sarà importante vedere la partecipazione e stiamo facendo in modo che ci sia un'ampia partecipazione e poi procederemo con una selezione dei progetti considerati migliori e più fattibili e con l'attuazione, con l'inizio del nuovo anno e tutto il percorso dell'anno prossimo dei progetti stessi. Certo, per concludere, dottor Pezzullo, per farle una domanda, una riflessione collegata all'attualità della giornata di oggi, siamo in attesa naturalmente della chiusura delle urne, alle 13 si comincerà lo spoglio, quindi si cominceranno a conoscere i risultati. L'unico dato che al momento possiamo dire e conosciamo è quello dell'affluenza alle urne e abbiamo visto che nella nostra regione, l'ultimo dato è quello delle 23, alle 15 conosceremo poi il definitivo, si attesta su un calo consistente, oltre il 12%. Secondo lei c'è una qualche ragione, un qualche collegamento con questa disaffezione delle persone alla politica? Vedremo poi anche analizzando per età, quando sapremo i risultati, se sono più i giovani o le persone più in avanti con l'età che hanno votato di meno. Allora, diciamo che effettivamente il dato è interessante, va visto in una flessione generale della partecipazione elettorale, purtroppo che in generale, indipendentemente da cosa si vota, rappresenta a volte una difficoltà che vediamo da anni in Italia, non solo in Italia, nel partecipare alla comunità di cui il voto è l'espressione più diretta. C'è da dire come riflessione che mi verrebbe da condividere, stavo anch'io vedendo questi dati, noi abbiamo avuto un grande picco alle elezioni precedenti anche sull'onda della situazione del Covid e le situazioni di emergenza tendono spesso ad attivare un comportamento proattivo verso la comunità e di attivazione che avevamo visto nell'affluenza in tutta Italia, che era salita rispetto alle medie storiche. Quindi c'è stata un'eccezionalità di piccole elezioni precedenti, forse anche legate a una grande situazione emergenziale che spingeva a una forte partecipazione. Stiamo vedendo forse in parte anche un assestamento in questo processo, però sicuramente il tema della partecipazione attiva alla vita politica di cui il voto è una rappresentanza importante, ma non la deve andare a risolvere esclusivamente, è un tema importante anche per il benessere delle comunità. Più partecipiamo, più ci confrontiamo, più ci sentiamo parte di una collettività a cui partecipiamo anche simbolicamente e fattualmente con il voto, più le comunità sono sane. Allora io vi ringrazio per essere stati con noi, grazie a Luca Pezzullo, presidente, Alessandra Simonelli, consigliera dell'Ordine degli Psicologi e delle Psicologhe del Veneto. Grazie ancora e buon lavoro. Noi ora cambiamo argomento, andiamo a Bassano del Grappa per vedere la situazione con Mirko Cavallin dei lavori al Ponte Vecchio di Bassano. Ah, ecco, no, non c'è, mi dicono, non c'è il servizio, mi dicono i colleghi. Allora io tornerei a parlare di violenza nei confronti delle donne, perché ne abbiamo parlato prima appunto con
il progetto messo in campo dal Cantiere delle Donne, ma in vista della giornata di domani anche il telefono rosa si sta attivando. Sentiamo quindi quella che è una fotografia che è stata scattata dal centro antiviolenza di Treviso. Uno dei campi di battaglia più atroci per quando ci sono dinamiche di violenza domestica sono le cause di separazione, divorzio e di conseguenza dell'affido dei minori. Quelle sono delle situazioni estremamente pericolose per le donne e per i loro figli. I tanti volti della violenza sulle donne, donne che spesso sono madri e così i loro figli diventano a loro volta vittime silenziose. Spesso i bambini vengono usati come arma di ricatto da parte dell'autore di queste violenze. Una delle minacce più grandi che fanno gli uomini maltrattanti è: ti porto via i figli. La donna ha paura, ma qualunque madre ha paura. Il rischio, spiega Di Bartolo, è che queste donne, che magari per anni sono state vittime di violenze che per tutta una serie di ragioni non hanno trovato prima il coraggio di denunciare, non vengono considerate buone madri. Non si riesce a leggere la donna vittima di violenza madre, perché non potrebbe essere ritenuta una madre non tutelante. Non è così, bisogna capire la psicologia della donna. È veramente fondamentale la preparazione dei soggetti che si trovano coinvolti in queste dinamiche. Il centro antiviolenza Telefono Rosa di Treviso nel 2025 ha preso in carico 160 donne, più del doppio i contatti, maltrattamenti fisici, psicologici, ma anche la forma più subdola di violenza economica, messi in atto da mariti, compagni, ma anche padri, fratelli, nonni. E sempre più spesso le prime forme di violenza si registrano tra i giovani, tra i banchi di scuola, nei primi rapporti sentimentali. Il fidanzatino che attiva delle modalità di relazione estremamente controllanti, la famosa gelosia. Noi ci rendiamo conto che attualmente i giovani di adesso sono in estremo pericolo, sia nel diventare dei maltrattanti che nel diventare vittime di violenza, ma quello che registriamo è una fondamentale inconsapevolezza che certe dinamiche sono prodromiche a comportamenti che possono essere controllanti. E così quando la ragazza non riesce a dare un nome a questi comportamenti, ci pensano i genitori o gli stessi insegnanti a contattare i centri antiviolenza. Succede che ci chiamino le scuole, anche professori maschi, devo dire la verità, sì. Ne sono alcuni in particolare che sono molto attenti alla salute delle loro ragazze, al benessere delle loro ragazze, ci chiamano per chiedere consigli su come comportarsi. Ecco, questo dunque il servizio realizzato dalla nostra Francesca Bozza sulla violenza nei confronti delle donne con i dati del telefono azzurro. Parliamo ora di uomini perché il mese di novembre è tradizionalmente il mese dedicato alla prevenzione maschile e a Padova è partito un progetto dedicato ai ragazzi, ai giovani. Abbiamo in collegamento il dottor Fabrizio Dalmoro, direttore della clinica urologica di Padova. Grazie dottore per essere con noi, e Ivana Simeonato, presidente dell'associazione Volontà di Vivere. Buongiorno anche a lei, grazie per essere con noi. Un progetto quindi che vi vedrà impegnati proprio oggi pomeriggio in una iniziativa di prevenzione urologica con i ragazzi di una squadra di calcio, si chiama infatti proprio Gioca d'Anticipo questo progetto. Professore Dalmoro, perché è così importante parlare di prevenzione ai giovani, ai maschi? Possiamo dirlo, noi donne diciamo siamo più avanti in questo, le donne, le ragazze fin dalla giovane età sono abituate insomma a confrontarsi con il medico, con il ginecologo, a prendere parte ai programmi di screening, i maschi un po' meno. Ma buongiorno a tutti innanzitutto, è verissimo, purtroppo i maschi non hanno ancora quella sensibilità e quella cultura alla fine per pensare alla prevenzione, ed ecco perché quando si parla di salute maschile, come
avviene in questo mese di novembre, che sapete è a livello internazionale dedicato alla sensibilizzazione sulla salute maschile, con una serie di iniziative che vanno sotto il nome di Movember e che sono rappresentate solitamente dai baffi, proprio a indicare che il nostro target è il pubblico maschile. È proprio per questo che dicevo appunto in queste iniziative si tenta di coinvolgere certamente i maschi, ma soprattutto anche le compagne, perché alla fine la sensibilizzazione deve avvenire attraverso più livelli. In realtà quello che sappiamo è che sono molto pochi i maschi che si rivolgono in prima battuta per una visita urologica, soprattutto nell'età quella più giovane. Perché? Perché tendenzialmente si tende a pensare che i problemi maschili urologici siano solo i problemi degli anziani, quelli legati alla prostata, quindi alla difficoltà di urinare. Purtroppo non è così. E quindi lo spirito dell'iniziativa, per esempio, di oggi è quello invece di attirare l'attenzione proprio dei più giovani. Voi immaginate che nella classe di età tra i 15 e i 25 anni sono più del 65% i maschi che non vanno dall'urologo, non sono mai andati, ma che soprattutto non sanno perché bisognerebbe andarci o prestare attenzione al proprio corpo dal punto di vista urologico. Focalizzeremo la nostra attenzione su alcune problematiche, prima tra tutte quella del tumore del testicolo. In questo bisogna riconoscere che, come giustamente avete detto, le donne sono molto più avanti, perché l'autopalpazione del seno è entrata ormai nella cultura collettiva. Non è la stessa cosa invece per quanto riguarda la diagnosi precoce del tumore del testicolo, e basterebbe una semplice autopalpazione dei testicoli sotto la doccia, per esempio, per poter diagnosticare molto precocemente la presenza di una irregolarità. Che purtroppo, e quindi poi dottore, mi rivolgersi... scusi se la interrompo, questo è anche il tumore più frequente nell'età giovane, no? È verissimo, ed è proprio per questo che noi dobbiamo focalizzare la nostra attenzione e i nostri sforzi proprio su questa fascia di età. Sappiamo che i ragazzi non hanno il concetto della prevenzione, non hanno il concetto della malattia, sono troppo giovani per pensare a queste cose. E invece è questo il motivo per cui, grazie soprattutto anche all'Associazione Volontà di Vivere, noi da molti anni andiamo nelle scuole superiori, facciamo una campagna capillare in cui andiamo a raccontare che cosa può succedere. Questa è una forma di informazione, ma è anche una forma di cultura. Mi lasci dire una cosa, è un ringraziamento ufficiale all'associazione. Siamo legati da molti anni con una serie di eventi e, come dicevo, con questa presenza capillare attraverso di loro nelle scuole superiori. Però bisogna riconoscere che questa enorme sensibilità per rivolgere l'attenzione del volontariato ai più giovani è una gran cosa che può davvero fare la differenza, perché ricordiamolo che una diagnosi precoce, per esempio del tumore del testicolo, può realmente fare la differenza, perché queste neoplasie, anche se fanno molta paura, sono curabili ma soprattutto guaribili, c'è una grossa differenza, in oltre il 95% dei casi. Quindi informare e dare cultura è un modo davvero per salvare vite. È fondamentale, infatti. Ivana Simeonato, voi come Associazione Volontà di Vivere Noi e il Cancro siete da tanti anni, da una ventina d'anni, impegnati proprio in questa battaglia anche di sensibilizzazione e di informazione. Brevissimamente, perché poi dobbiamo chiudere per dare spazio alla diretta elettorale, oggi pomeriggio al Centro Culturale San Gaetano di Padova che cosa farete? Non la sentiamo, Presidente? Ecco, adesso mi sentite? Sì. Buongiorno, grazie. Noi facciamo quello che facciamo da un po' di anni, come ha già accennato il professor Dal Moro, nelle scuole superiori di Padova. Parliamo di prevenzione, in questo caso specificamente maschile, allargando un po' anche ad altre problematiche, il problema degli stili di vita, eccetera. Perché è importante partire dai giovani, e lo fanno già da diversi anni i medici specializzandi delle cliniche universitarie di Padova, perché il medico specializzando è giovane,
giovane e ha un linguaggio semplice ma comunque anche adatto ai ragazzi, senza uscire comunque dall'ambito scientifico, che questo è importante, contro soprattutto le false notizie che spesso girano attraverso i social, quindi bisogna abbattere anche queste malinformazioni. Inoltre la cosa importante è anche affrontare l'ambito sessuale, i comportamenti corretti, stili di vita eccetera, che possono davvero avere un impatto purtroppo negativo sulla salute, non solo di oggi dei ragazzi, ma anche per un indomani. Quindi è importante parlarne e stimolare i ragazzi a prendersi cura della propria salute, perché è da lì che determina il loro futuro. Peraltro l'incontro di oggi pomeriggio è in collaborazione anche con la Federazione Gioco Calcio e con la Lega Nazionale Dilettanti FIGC, perché è proprio rivolta ai giovani calciatori, insomma ai giovani atleti. Proprio 30 secondi per concludere, professor Dal Moro. Ma sì, abbiamo scelto questi come primi interlocutori, anche se poi ovviamente ci auguriamo che il tam-tam delle informazioni permetta di diffondere le notizie. Perché il calcio? Perché c'è questa similitudine con il pallone e con i testicoli, ed è un modo che viene usato a livello internazionale per sensibilizzare proprio i più giovani in relazione a questo. Quindi l'invito è di venire oggi dalle ore 18 presso il Centro Culturale San Gaetano di Padova per parlare di cose da uomini, ma proprio per questo, ripeto, l'invito è rivolto soprattutto alle compagne e alle amiche, in modo che possano trasferire l'informazione e convincere questi maschietti che tante volte sono un po' riluttanti a mettersi in gioco da questo punto di vista. Grazie, allora io vi ringrazio per essere stati con noi, grazie al professor Dal Moro e grazie a Ivana Simeonato. Termina qui questa prima edizione dei nostri telegiornali, ma subito dopo, dalle 13:30, comincerà la nostra edizione straordinaria dedicata alle elezioni regionali, fino alle 15 con osservazioni ed interventi, perché naturalmente vi ricordiamo che si può votare ancora fino alle 15, poi dalle 15 si partirà con le proiezioni e i primi dati, in campo naturalmente tutte le sedi di Media Nord-Est con gli inviati in tutte le principali città del Veneto, nelle sedi elettorali dei partiti. Grazie per essere stati con noi. Subito dopo la sigla, come sempre, il nostro meteo e poi appuntamento con l'edizione straordinaria. Buon pomeriggio.